Passiamo adesso la parola all'eurodeputata Mara Bizzotto. Grazie Eric e grazie alla sezione di Lonigo che ha reso possibile questa serata e alla segreteria provinciale, a te Eric, perché dopo tanto riusciamo a fare la festa provinciale, ma grazie soprattutto a voi che siete qui, perché la Lega è vero, è Salvini, è Zaia, è Marcato, sono i nostri sindaci, tanti bravi amministratori, parlamentari, ma la Lega è fatta di militanti e soprattutto di cittadini che mi auguro ci abbiano votato come voi e che comunque ci daranno il voto, perché vedete abbiamo bisogno del vostro aiuto. Il 2016 è stato un anno straordinario, è successo l'avvenimento sicuramente più importante è la Brexit, che ha dato una sberla all'Europa. Finalmente c'è qualcuno che ha il coraggio di spiegare che così non va. E poi il referendum, che si diceva prima del 4 dicembre, che ha dato una sberla a Renzi, anche se poi ci abbiamo trovato con un altro Presidente del Consiglio nominati, perché nemmeno farci votare ci lasciano adesso. Parliamo un attimo però di Europa, visto che sono europarlamentare. L'Europa che noi vogliamo cambiare, vogliamo anche noi, dopo gli inglesi, far capire che questa Europa non va. E il primo appuntamento importante è il 23 aprile. Il 23 aprile ci sono le elezioni in Francia e ci auguriamo che anche da lì parta un messaggio, pronto? Un messaggio per cambiare questa Europa. Da lì effettivamente può succedere qualcosa di importante, perché questa Europa non ci piace. Questa Europa non sa difendere i propri cittadini. Questa Europa non sa difendere i propri imprenditori, non sa difendere l'agroalimentare. Domani, vedete, c'è l'apertura del Vinitaly, un avvenimento importante per la nostra terra. Ogni anno l'Italia esporta 38 miliardi di prodotti agroalimentari, una cifra enorme, però l'Europa non sa difendere questi prodotti, perché ogni anno ci sono 60 miliardi di prodotti contraffatti nel mercato, quindi il doppio di quello reale, di quello vero. Quindi se noi non riusciamo ad abbattere questa schifezza di prodotti falsi, vi assicuro che trovate in qualche scaffale in giro per il mondo l'amarone fatto con la polvere, trovate formaggio italiano, anche asiago, che non c'entra niente con l'asiago, e l'Europa non fa niente, anzi fa accordi commerciali che vanno a penalizzare la nostra gente. L'Europa è quello che ci massacra con questa moneta che noi vogliamo cambiare. Qui vedo persone che hanno la mia età o anche di più. Voi vi ricordate come stavamo con la lira? Voi vi ricordate come è aumentato il costo della merce col cambiamento dell'euro? Ecco, noi abbiamo il coraggio, abbiamo avuto il coraggio e continuiamo ad avere il coraggio di dire che così non si può fare e che bisogna l'euro e l'Europa. Questa Europa non fa niente per la questione immigrazione, anzi, è stato detto prima, andiamo a prendere gli immigrati. L'Europa ci spiega anzi che l'immigrazione può essere una risorsa, perché abbiamo bisogno di manodopera. L'Europa ci spiega che bisogna integrare gli immigrati, poi scopriamo che arrivano o magari nascono nelle nostre città e vogliono semplicemente massacrarci e ucciderci. Abbiamo visto cosa è successo in questi giorni, anche ieri nella tranquilla Svezia, dove effettivamente là si parlava di integrazione vera. No, non vogliono integrarsi loro, non vogliono integrarsi, non vogliono integrarsi questi che erano qua a Venezia, vogliono semplicemente ammazzarci tutti. Quindi se noi non ci diamo una svegliata, se l'Europa non capisce che il terrorismo va combattuto e che con questi non si può parlare, ma si deve semplicemente mandarli via, espellere queste persone, non si va da nessuna parte. E purtroppo, siccome sono là, vi dico che l'Europa non ha nessuna voglia di andare in questa direzione. L'Europa poi, perché tante cose le avete sentite dire, l'Europa poi difende i Rom, gli zingari. È una cosa sconvolgente. Abbiamo parlato 2 ore nell'aula parlamentare
martedì mattina, 2 ore abbiamo parlato dell'integrazione dei Rom, perché c'è una giornata che ricorda i Rom e di come bisogna integrarli. Beh, io mi sono permessa di dire al Parlamento europeo che i Rom non vogliono integrarsi, che i soldi che l'Europa, sono milioni, ha speso per i Rom, sono stati soldi buttati via, semplicemente perché i Rom non vogliono integrarsi. Mi sono permessa di dire che all'interno dei campi Rom ci sono sì bambini che non hanno vestiti, che non mangiano, ma semplicemente perché vogliono usare questi bambini per rubare, e che in quei campi nomadi ci sono anche i macchinoni, ci sono le Mercedes. Bene, 5 europarlamentari hanno chiesto provvedimenti contro di me per queste frasi, perché le considerano razziste. Ma non solo, in questi giorni, tra ieri e oggi, in vari siti e per mail mi stanno arrivando minacce, maledizioni, minacce di morte. Semplicemente perché ho detto che i Rom non vogliono integrarsi. Semplicemente perché ho detto che le forze dell'ordine, quando entrano in un campo Rom, spesso arrestano qualcuno o trovano merce rubata. E l'Europa difende questi, non difende i nostri cittadini, come lo Stato non difende i cittadini, ma difende i ladri. E questo credo sia una cosa che non possiamo più sopportare. Noi siamo dalla parte della gente, siamo dalla parte delle guardie, non dei ladri. Stiamo dalla parte di chi ha subito violenza. È per questo che vorrei salutare Carla De Conti, che qualcuno di voi conoscerà. È una tabaccaia, la tabaccaia di Treviso. Lei, suo malgrado, è diventato un volto noto della TV, semplicemente perché ha denunciato. Noi ci siamo conosciute per Facebook in realtà, perché ho visto una trasmissione televisiva dove lei diceva di essere stata derubata nella sua tabaccheria 7 volte negli ultimi anni. Lei ha deciso di scrivere un libro per denunciare tutto questo, per dire che si può superare anche se è fatica, perché lei si è dovuta fare il porto d'armi, perché lei sarà costretta a chiudere la tabaccheria, perché è difficile andare avanti. Ecco, ma secondo voi noi della Lega dobbiamo stare con Carla o con chi è andata nel suo negozio che voleva chissà fare qualcosa? Lei è andata bene, ha rubato ma non gli hanno fatto niente. Ecco, noi stiamo con lei e abbiamo bisogno di voi, perché questo Stato, questa Europa invece sta dall'altra parte. Quindi veramente grazie a persone come voi, a Carla che ha scritto un libro anche per esprimere tutto quello che ha vissuto in questi anni, e vi invito a lottare insieme a noi, perché anche le battaglie impossibili come quella del referendum, come quella per cambiare la nostra Europa, che sembrano impossibili, sono possibili se ci crediamo, e noi ci crediamo e sappiamo di avere il popolo, voi accanto a noi. Grazie.